oggi qui ad Agrigento per il premio Serroi, ma lei è segretario regionale della Cena Pensionati. Ecco, qual è la situazione attualmente per i pensionati siciliani, se ci fa un quadro, professore? Ma i pensionati vivono un momento particolarmente difficile per alcuni temi che sono all'ordine del giorno del dibattito nel nostro paese. La vicenda della sanità, prima di tutto, è una vicenda che sta colpendo gravemente tutta la parte anziana del paese e in particolare nella nostra regione, soprattutto per un aspetto, quello relativo ai tempi di attesa per le cure e per le visite, per le prestazioni sanitarie in genere. C'è chi può permettersi di fare ricorso alla sanità privata, c'è chi non può farlo e molti anziani rinunziano a curarsi. Questo non è soprattutto giusto, questa è una situazione drammatica per molte famiglie che va affrontata e risolta nei più brevi tempi possibili dal governo nazionale e dal governo regionale. Per gli artigiani, per gli imprenditori in genere? Per gli artigiani e gli imprenditori in genere diciamo che vi è la necessità di un sostegno che non è solo economico, di un sostegno che consenta di lavorare e per poter dare occupazione nella nostra isola. L'artigianato in particolare è stato sempre uno strumento fondamentale per la crescita occupazionale delle giovani generazioni. Nelle imprese artigiane tanti apprendisti si sono trasformati in valenti lavoratori, ma anche in abili imprenditori che hanno contribuito a far crescere la nostra regione e il nostro paese nel corso dei decenni. C'è un ricambio generazionale o i giovani purtroppo vanno via? Purtroppo vi è una situazione drammatica da questo punto di vista in Sicilia. Tanti giovani preferiscono andare fuori a lavorare. Vi sono poche opportunità di lavoro e soprattutto vi sono poche opportunità di poter studiare e specializzarsi rispetto ad alcune professioni, rispetto ad alcuni mestieri. Per questo, dicevo poco fa, l'artigianato ha rappresentato una valvola di sfogo importantissima perché ha potuto offrire un'alternativa ai giovani per crearsi un futuro, per crearsi un mestiere e per mettersi a disposizione della nostra società.